È stato ospite di Arlef e vicino lontano il linguista olandese Gaston Doren, famoso in tutto il mondo per i suoi studi sull'evoluzione delle lingue. Insieme a due studenti friulani, Fabiana Fusco e Giorgio Cadorini, ha spiegato quanto importanti siano le influenze delle altre lingue sull'italiano e sul friulano. Contaminazione, eredità e prestiti fra le lingue in Europa, in Italia e in Friuli. L'Arlef ha organizzato all'interno del festival vicino lontano l'incontro con Gaston Dorren, linguista olandese di fama internazionale che insieme a Giorgio Cadorini e Fabiana Fusco ha spiegato quanto l'italiano e anche il friulano siano influenzate da lingue da ogni parte d'Europa e da diversi momenti storici. They are essential in the sense that... Allora, queste contaminazioni sono essenziali, appunto le lingue vengono sempre e continuamente contaminate, subiscono i cambiamenti dovuti proprio all'influenza, all'impatto di altre lingue, è un processo logico che succede tutto il tempo, anche se non sempre ce ne rendiamo conto. English is, well, it happens to be the language I'm speaking now. E soprattutto l'inglese, che tra l'altro è la lingua che sto parlando adesso, è quella che ha subito, tra virgolette, più contaminazioni, al di là che siano positive e negative, e ha subito l'impatto di tante altre lingue, tra cui ad esempio il norvegese, il latino, il francese, l'olandese, l'indi e anche altre, e anche posso citare la lingua celtica gallese. By Welsh. Il furlan è una lingua romanica, una lingua de famè, che è l'italiano, che è il spagnolo, che è il francese, e fa parte di queste grandi famiglie romaniche che è una delle anime più importanti d'Europa.